Tragedia della strada nel pomeriggio in via Adriatico alle porte di Jesolo. Nello scontro tra un camion, 4 auto e una moto perdono la vita i 2 centauri, altri 3 feriti in ospedale, circolazione bloccata e lunghe code. Ha aggredito prima gli avventori di un bar, poi una coppia che l'ha rimproverato vedendolo maltrattare il cane. 27enne denunciato dai carabinieri, è accaduto l'altra sera ad Osson di Casier. Shock in Polesine per i presunti maltrattamenti all'asilo di Polesella. 3 maestre sono state sospese per 1 anno su decisione del GIP di Rovigo. Prosegue la protesta degli attivisti. Notava a Vicenza nel pomeriggio 500 persone hanno partecipato al corteo partito dal quartiere San Giuseppe fino al bosco di Ca Alte. Dopo le scritte apparse a Padova contro la polizia, il prefetto ha convocato un vertice urgente, potenziate le misure di sicurezza e i controlli. Dazi USA al 30% dal 1 agosto per tutte le merci dall'Europa, scuote l'economia. Il nuovo annuncio di Trump: in Veneto si rischia una perdita di export da 4 miliardi. I docenti che hanno promosso gli studenti che hanno boicottato l'orale vanno immediatamente licenziati. L'appello shock dello psicoterapeuta Mirko Casteller: siamo di fronte a un atto di anarchia. Nuovo passaggio temporalesco in Veneto, in serata sono previsti rovesci sparsi, domani instabilità e nuovo aumento con possibili grandinate. Allerta gialla fino alla mezzanotte di lunedì. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano la cronaca per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, il tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio poco dopo le 16:30 alle porte di Jesolo. Il bilancio è drammatico, ci sono 2 morti e diversi feriti. Sul posto in via Adriatico, all'altezza dell'Ipertosano per intenderci, c'è il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, mi trovo praticamente ai piedi del cavalcavia della strada che porta verso Jesolo Lido. Siamo dalla parte opposta del cavalcavia rispetto al Tosano e qui è accaduto questo tragico incidente che ha coinvolto 5 veicoli più una motocicletta. Il bilancio è tragico perché la coppia di ciclisti è deceduta. Li vedete alle mie spalle, purtroppo sono coperti dai teli e a breve verranno portati via. Sulla dinamica e su come sia successo questo incidente è ancora tutto da verificare, c'è la polizia locale che sta verificando. L'unica cosa che vi possiamo dire è che più a monte, lo vedete nelle immagini che abbiamo appena girato, ci sono le macchine coinvolte, c'è un camion che praticamente si è incastrato attraverso le auto, potrebbe esserci di mezzo anche un sorpasso, ma ripeto, tutto è con il condizionale perché tra le altre cose, tra i 3 feriti che sono stati rilevati, parrebbe addirittura che uno sia anche amputato, ma ripeto, tutto col condizionale perché come hai detto tu giustamente l'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 e quindi è ancora tutto da verificare. La dinamica è alquanto complicata. Abbiamo cercato di parlare appunto con chi sta rilevando della polizia locale e ci hanno detto lasciateci lavorare perché questo è davvero un incidente complicato. Ripeto, comunque il risultato di questo pomeriggio tragico è di una coppia, probabilmente una giovane coppia che ha perso la vita in moto e di 3 feriti di cui pare uno amputato. Per quanto riguarda invece il traffico, vi confermo che il traffico è praticamente totalmente congestionato direzione verso Jesolo, sia per quanto riguarda la strada classica, la jesolana, insomma da San Donà verso giù, ma anche le strade contermini, quelle per intenderci che adducono verso Eraclea, e quindi chi deve venire a Jesolo sappia che in questo momento è davvero complicato arrivare al Lido. Come vedete, questa per intenderci è la strada vecchia, è la strada che è parallela al Sile, però dalla parte verso la laguna e al momento probabilmente è l'unica attraverso il ponte di barche utilizzabile per raggiungere in velocità Jesolo Lido, mentre stessa cosa sta capitando per chi deve lasciare il Lido di Jesolo, lunghe code sia per quanto riguarda la strada proprio quella classica,
sia per quanto riguarda la strada che passa attraverso il centro, Jesolo centro. Comunque il risultato, lo ripeto, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, è tragico. Giovane coppia di motociclisti, deceduta addosso al guardrail che vedete alle mie spalle, 5 veicoli coinvolti, di cui un camion con, devo dire, la zona, diciamo, di guida assolutamente schiacciata. Potrebbe essere la persona, appunto, che a quanto pare abbia subito addirittura un'amputazione. Maggiori particolari, se riesco a avere maggiori particolari ti richiederò la linea. Intanto a te. Grazie davvero Lucio Zanato, e noi procediamo con la cronaca. Vi raccontiamo la serata di autentica follia che si è vissuta ad Ossone di Casier, protagonista un 27enne. Prima se l'è presa con alcuni avventori del Caffè Da Vinci in piazza, poi ha aggredito una coppia che l'aveva redarguito vedendolo maltrattare il cane. Serata di tensione quella vissuta giovedì ad Ossone di Casier, protagonista un 27enne domiciliato in paese, già noto alle forze dell'ordine. Visibilmente alterato verso le 21, il giovane ha affrontato 3 avventori del bar che, seduti ai tavolini all'aperto, stavano ultimando la consumazione. Ha urlato, li ha presi a schiaffi, poi si è allontanato a piedi in viale Europa con il cane al guinzaglio. Qualche centinaio di metri più avanti ha incrociato una coppia, 49 anni lei, 50 lui, che passeggiavano vicino casa. Alla vista del giovane che strattonava e maltrattava il cane, i due l'hanno rimproverato. Il 27enne ha reagito con violenza, aggredendoli. L'uomo ha rimediato uno schiaffo in faccia, la donna è stata spinta, poi il 27enne si è allontanato. Nel frattempo erano stati allertati i carabinieri che la mattina successiva, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno identificato il 27enne. Oltre che per l'aggressione, il giovane verrà anche denunciato per maltrattamento di animali. Una segnalazione del caso è stata inviata anche ai servizi veterinari dell'ULSS. Ad Ossone i protagonisti dell'episodio, ancora scossi, preferiscono non parlare, ma in paese, dove peraltro le intemperanze del 27enne sono note, tutti portano solidarietà agli aggrediti. Anche noi avremmo reagito così, vedendolo maltrattare il cane, dicono. Mamma mia, anche perché è una cosa che ti viene spontanea quando vedi che ti maltrattano un cane, insomma, una bestia, anche un gatto, anche un uccellino, di tutto. No, io sono proprio... mi nervosisco, sì. Beh, sicuramente non è che sia animali o persone, non va fatto in ogni caso. Apprezzamento anche per l'inasprimento delle pene previsto dalla recente modifica del codice penale per il reato di maltrattamento di animali. Uno che si comporta in questa maniera va subito processato per direttissima e messo in prigione. Non può assolutamente maltrattare gli animali, le bestie, cioè assolutamente. È benvenuta, anzi dovevano farla prima. Shock in Polesine per i presunti maltrattamenti all'asilo di Polesella. Le 3 maestre indagate sono state sospese per 1 anno. Strattonamenti, mortificazioni, frasi umilianti con bambini tra i 3 e i 5 anni quotidianamente ripresi con urla e la prospettiva di castighi come la sottrazione delle scarpe, di un pupazzetto o il temporaneo isolamento dal gruppo. È uno scenario da incubo quello che emerge dall'inchiesta della Procura di Rovigo sulla scuola dell'infanzia di Polesella. Lo stesso giudice delle indagini preliminari ha accolto la richiesta di sospendere le 3 maestre indagate. La misura cautelare, che durerà per 1 anno, è stata eseguita dai carabinieri dopo l'interrogatorio. L'ipotesi accusatoria nei confronti delle 3 maestre di 61, 58 e 44 anni è di maltrattamenti continuati in concorso tra loro, ai danni e in presenza di minori e con abuso di poteri inerenti un pubblico servizio. I fatti sarebbero avvenuti più volte, tutti accertati nel 2024, dopo che a dare il via alle indagini era stata la denuncia di un genitore. I carabinieri hanno raccolto testimonianze valorate da intercettazioni audio e video nella scuola, frame che non avrebbero lasciato spazio a dubbi. L'interdizione degli insegnanti, spiegano dalla procura polesana, è stata decisa non solo per i pesanti indizi emersi nei loro confronti, ma anche per evitare la reiterazione di comportamenti simili e per il fatto che le indagate hanno contratti a tempo indeterminato, risultando ancora in servizio.
Prosegue la protesta dei Notav a Vicenza. Nel pomeriggio 500 persone hanno partecipato al corteo partito dal quartiere di San Giuseppe. Daniele Garbin. Manifestazione dei Notav in partenza in questo momento dal mercato ortofrutticolo fino al bosco Ca-Alte. L'ennesima protesta che in questo periodo si è intensificata con l'aumento del lavoro nei cantieri nel comune di Vicenza. Com'è Renato Giaretta, medico ISDE, un medico oncologo, buongiorno. Buongiorno, io sono un medico nutrizionista che si occupa di oncologia e sono medico ISDE, cioè Medici per l'Ambiente. E poi com'è anche Sana, del portavoce dell'Assemblea dei Boschi che resistono. Ecco, diciamo che è una giornata, l'ennesima, come dicevamo, iniziativa, si vuole proprio rendere visibile in città la protesta e soprattutto perché partiamo proprio dai medici che sono parte di questo comitato. Dunque noi sono anni che denunciamo il fatto che questo progetto ha in sé dei grandissimi rischi per la salute della popolazione. In particolare Vicenza è una città che è al vertice per l'inquinamento atmosferico, al vertice per l'inquinamento da PFAS e quindi è una situazione già di per sé grave. Noi sappiamo che per ogni aumento di 10 microgrammi per metro cubo d'aria di polveri sottili aumenta il rischio di ammalarsi di cancro al polmone del 20%. Noi diciamo che questa è una situazione intollerabile e che questo progetto rischia di fare veramente quello che sarà un disastro ambientale e sanitario. Grazie, diciamo subito che questi sono i presupposti scientifici, il motivo per cui voi avete messo in atto una serie di proteste. Ricordiamo da dove siete partiti poco tempo fa alla notizia proprio dell'intensificarsi dei lavori dei cantieri nel comune di Vicenza. Sì, esatto, noi siamo sempre stati in contatto con i medici dell'ISDE che ci hanno dato proprio dati scientifici che comprovavano il fatto che il progetto TAV era un progetto che avrebbe creato dei danni sulla salute molto gravi. Siamo partiti in corteo, in bicicletta, abbiamo fatto una critical mass che appunto ci ha portato al cantiere ad Altavilla e in cui abbiamo deciso appunto di porre in bella vista questa scritta per dire che appunto il protestare è un modo per prendersi cura delle persone. Poi avete stato da mesi invece nel bosco di Ca-Alte, oltre a quello Lanerossi, dove comunque avete proprio l'ennesima, abbiamo visto anche clamorosa, quello sblocco, quello sgombero da parte delle forze dell'ordine. Esatto. Era una notizia che ci era giunta tramite i giornali in realtà, che tra l'8 e il 10 di luglio sarebbero appunto entrati per fare dei lavori. Per questo appunto noi ci siamo attivati grazie alla comunità che abbiamo costruito nell'arco dell'anno, in cui abbiamo liberato questi due boschi. Per ultimo abbiamo anche la sede di IRICAV, cosa avete fatto? Esatto, ieri ci siamo diretti appunto alla sede di IRICAV, abbiamo con un escamotage siamo entrati proprio dentro la sede e abbiamo deciso di consegnare, loro ci hanno consegnato del cemento, noi abbiamo deciso di consegnare dell'edera perché uno dei nostri moti è appunto ed essere infestanti e resistenti. E oggi ci troviamo qui in partenza sempre con lo stesso stile, una manifestazione pacifica? Esatto, sì, ci troviamo sempre qui per ribadire i nostri punti chiave, nel senso che il progetto TAV è un progetto speculativo, è un progetto che non deve essere fatto e che i lavori devono essere fermati. Da Vicenza a Padova, perché dopo le scritte apparse contro la polizia il prefetto ha convocato d'urgenza un tavolo, potenziate le misure di sicurezza e i controlli. Rafforzati i controlli per proteggere le sedi istituzionali delle forze dell'ordine, il carcere e il tribunale. Il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, ha convocato d'urgenza una riunione in prefettura dopo i 3 striscioni intimidatori comparsi a Padova nelle scorse ore nei confronti degli appartenenti alle forze di polizia, all'amministrazione penitenziaria e all'ordine giudiziario. Il prefetto ha riunito i vertici di Carabinieri, Finanze e lo stesso questore, confermando il dispositivo di sicurezza che quest'ultimo aveva ordinato dopo il ritrovamento del primo striscione ai giardini dell'Arena in al 34enne egiziano, arrestato lo scorso 23 giugno per aver incendiato le auto della polizia ad Albano Laziale a febbraio. Adottare subito e disporre queste misure appunto di intensificazione, prima agli obiettivi, alle sedi, le classiche sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza insistenti sul capoluogo in tutta la provincia,
Poi successivamente tarda mattinata, primo pomeriggio, gli altri 2 striscioni con riferimento appunto al sistema carcerario, al Palazzo di Giustizia, alle procure, e quindi anche un'ulteriore seconda ordinanza con la quale ho disposto il rafforzamento di queste misure di vigilanza e prevenzione anche a questi altri obiettivi sensibili. Durante la riunione si sono valutati i rischi dopo i 3 striscioni che hanno preso di mira, in quelli esposti in via Ormanetto e in via Tommaseo, anche il sistema carcerario, citando il 41 bis e la vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito, e le procure. Sono già state adottate e verranno ulteriormente implementate importanti misure a tutela del personale e dei luoghi di lavoro, ha scritto in una nota il prefetto Forlenza. La matrice è unica ed impressa chiaramente in tutti e 3 gli striscioni con la accerchiata, simbolo dei gruppi anarchici. Sicuramente è una strategia volta praticamente ad alzare un po' il livello di tensione, quasi a voler rimarcare una presenza ancora sul territorio, come voler dire siamo qui, quindi ad alzare il livello di tensione e di attenzione. Le indagini affidate alla Digos di Padova sono in corso, al vaglio le telecamere di sorveglianza delle zone dove sono stati ritrovati gli striscioni e le possibili tracce lasciate. 1317 stranieri e 167 imprese controllati, arrestati 9 soggetti. È il risultato di un'operazione della polizia in 23 province contro l'immigrazione clandestina, in cui è stato accertato che venivano utilizzati falsi documenti per le procedure d'ingresso disciplinate dal cosiddetto decreto flussi, coinvolta anche la provincia di Treviso. Tutti i dettagli nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. C'è poi l'economia che trema, non solo quella europea. C'è l'annuncio che è stato dato nel pomeriggio da Donald Trump: dazi USA al 30% per la merce che arriva dall'Europa. La CGIA di Mestre ha presto fatto i calcoli: per l'economia veneta, per l'export veneto, si stima una perdita di 4 miliardi di euro. Qualcuno si aspettava una mezza carezza e invece da Washington è arrivato un pugno. A sferrarlo Donald Trump, che ha postato sul suo social la lettera inviata all'Unione Europea dove annuncia dazi dal 1 agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. Parole nette, nettissime, giustificate con la disparità del deficit commerciale tra le 2 sponde dell'Atlantico. Poco dopo la risposta di Ursula von der Leyen, che da un lato prende atto della missiva, dall'altro ammette come l'imposizione di dazi al 30% sulle esportazioni europee sconvolgerebbe, testuali parole, le principali catene di approvvigionamento transatlantiche. Il Made in Italy intanto trema, con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini che invoca calma e nervi saldi. Non possiamo compromettere i nostri mercati finanziari, il commento del leader degli industriali. Problema globale, ripercussioni locali. La CGIA di Mestre aggiorna i dati: il conto per le imprese venete è salatissimo. In via molto prudenziale stimiamo che l'impatto economico negativo sulle esportazioni del Veneto potrebbe aggirarsi intorno ai 4 miliardi di euro all'anno. Una vera e propria stangata che colpirebbe il cuore delle nostre produzioni manifatturiere e dell'agroalimentare, come il settore della componentistica dell'auto, le imbarcazioni, i macchinari, i vini, l'abbigliamento, l'occhialeria, i gioielli e i mobili. Dall'economia alla politica, dopo una settimana convulsa in casa centrodestra, Luca De Carlo, numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, detta la linea. Io trovo improbabile, se non impossibile, che si vada disuniti, quindi trovo improbabile e assolutamente impossibile che questo governo possa implodere. Tante sono le cose che dobbiamo fare ancora per gli italiani. Il governo è stracoeso e mi dispiace per la sinistra, perché per questi 2 anni che mancano e anche per i prossimi 5 credo che non toccherà palla. Alla fine di una delle settimane più tese per il centrodestra veneto, e cominciano a essere davvero tante, è Luca De Carlo, numero 1 dei Fratelli d'Italia, a gettare acqua sul fuoco. Le turbolenze, soprattutto quelle tra Lega e Forza Italia, non diventeranno frattura e l'esecutivo Meloni non subirà ripercussioni. Non sarà quindi la partita sul Veneto a spaccare il governo. Questo è il pensiero, anzi la certezza, del senatore meloniano, ex sindaco di Calalzo, più volte dato in pole position per succedere allo stesso Zaia. Il diretto interessato continua a non scomporsi. La formula resta quella del miglior candidato possibile. La missione per De Carlo è semmai un'altra: tenere insieme l'alleanza. Poi Giorgia Meloni ha affidato a me questo compito 5 anni e mezzo fa in Veneto, e finché io avrò questo ruolo continuerò a comportarmi secondo quello che
le indicazioni che mi dà il leader senza pensare a quello che sarà il futuro di Luca De Carlo. Giorgia Meloni ha sempre detto, anche quando eravamo all'1%, che noi dovevamo essere il collante del centrodestra. Lo abbiamo dimostrato con le scelte, non siamo stati al governo, con nessun governo che non fosse espressione solo del centrodestra. Quanto al fattore tempo, anche qui, almeno ufficialmente, nessun psicodramma. Si aspetta la data delle elezioni nella finestra tra il 21 settembre e il 23 novembre, con Zaia chiamato a prendere una decisione definitiva. Non credo che incida particolarmente il fattore tempo. Ad oggi non abbiamo una data alle elezioni e quindi credo che a catena, una volta decisa la data delle elezioni, si potrà anche ragionevolmente decidere, posto che se la coalizione è compatta possiamo scegliere il candidato anche 40 giorni prima delle elezioni, che non c'è nessun problema. I docenti che hanno promosso gli studenti che hanno boicottato l'orale alla maturità vanno immediatamente licenziati. L'appello shock dello psicoterapeuta trevigiano Mirko Casteller. Siamo di fronte a un atto di anarchia che ci può far tornare a tempi bui, e il professionista cita addirittura gli anni di piombo. Io avrei licenziato i professori. Se io fossi il ministro, io avrei licenziato i professori che hanno promosso questi studenti. Questo è un segnale di anarchia, questo è un messaggio, un urlo che viene dato ai livelli molto alti anche in termini politici istituzionali, gerarchici. Solo che non illudiamoci che questo urlo venga dagli studenti. Questo è un urlo di sistema. Il boicottaggio degli esami orali alla maturità non è semplice ribellione per Mirko Casteller, psicoterapeuta castellano da anni specializzato in tematiche giovanili, ma è qualcosa di più che riguarda anche quella che dovrebbe essere l'alleanza tra corpo docente e studenti. Casteller ribalta l'ottica maggioritaria: sul banco degli imputati, più che i maturandi, ci sono i prof. Io non credo che uno studente arrivi all'orale e solo in quel momento evidenzia di non voler fare l'orale. I segnali li aveva già dati prima, probabilmente nel comportamento, nelle dinamiche relazionali, ma soprattutto nelle dinamiche di apprendimento nei 5 anni della scuola che ha frequentato. Quindi il segnale da parte del corpo docente c'era già stato, assolutamente. L'hanno avuto, l'hanno avallato, benissimo. Vuol dire che sono d'accordo nel modello di alterazione delle regole. Il messaggio che uno studente è maturo nel momento in cui decide soggettivamente di sottrarsi a una prova, lascia degli spazi immensi nella società, perché chiunque di noi in altri momenti potrebbe sottrarsi dalle proprie responsabilità. Insomma, la questione è seria, fa intendere Casteller, con un inquietante parallelismo storico. Io penso che rischiamo di dare spazio a delle ideologie, e uso un termine pesante, che in un certo periodo storico hanno gambizzato persone perché avevano il coraggio di fare una sorta di riforma del diritto legislativo contrattuale, e conosciamo bene quel periodo storico di persone che hanno espresso una forma di anarchia diretta verso il sistema, sia istituzionale che formativo. Ecco, io vorrei evitare queste derive. Quindi ritornare a tempi bui. Il rischio è di ritornare a un certo periodo storico, quindi mi permetto di dire pesantemente che la responsabilità non la attribuirei solo a quel povero studente, ma la attribuirei, che sembra essere anche una persona che ha rivendicato di etico, dei principi, ma io penso ci sia una grossa responsabilità da parte del corpo docente che c'è stato alle spalle e ha avallato tutto questo. Nuovo passaggio temporalesco in Veneto. In serata sono previsti rovesci sparsi, specie tra Prealpi e pianura nord-orientale, dove non è escluso qualche fenomeno intenso fino alle prime ore della notte. Domani dalle ore centrali instabilità di nuovo in aumento con possibili grandinate. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha per questo emesso un'allerta gialla. E noi ritorneremo sulla tragedia di Jesolo in apertura dell'edizione di Venezia fra pochi minuti. Intanto la sigla per il Veneto è tutto, subito dopo c'è il meteo. Buona serata.